Ah, non lo so. Sta arrivando Pietro Arba di San Basilio. Ecco, è partito in questo momento Alessandro Lampes di Senorbì, Stella Ruben. Buona andatura, colpita la gramina ma non l'ha piazzata, bella discesa. È pronto, buona l'andatura, vediamo.
lieto da fare anche per mano, buona lettura, bella la disciplina. A partire sono Andrea Allocci, Lecca Giuseppe, Enrio Alessandro e Matteo Cappari. Andrea Allocci, cavaliere di San Giovanni su Ergiu, vediamo partito con lo stocco, monta un cavallo di nome Marzio, bella veloce natura, la volta di Giuseppe Lecca che è il numero 5, buona la natura. Ottima l'andatura, centrata, Alessandro Rui, Luca Barrari, molto fermare di nome Giorgio, però vi dicono che Alessandro è originale di Sant'Anna. Bella in difesa, composta, purtroppo niente da fare per Matteo. I prossimi saranno Sanna Federica, cavalla di nome Pamela. Buona l'andatura. Nella volta adesso di Michel a cavallo di nome Moscar. Partito, prende andatura. Un applauso per questo giovane cavaliere. Giovane cavaliere Espa che è partito, eccolo in pista, buona l'andatura. La pista è niente da fare anche per Stefano. Un applauso, buona l'andatura. Golden Griff è partito Giovanni Porru, buona l'andatura, composta, vediamo il risultato, la centrata non ha preso Caruso. E adesso la volta di Sella Castora, vediamo, ha saltato il suo turno precedentemente, ecco che prende l'andatura. La volta agli occhi se la Castoro l'andatura. La volta adesso di Marco D'Angelo, giovane cavaliere. Adesso la volta di Alessio Bonni, finto, prende velocità, stiamo a vedere. Si prepara a scendere Matteo Martoni di Tortolì in sella Chioni di Tortolì in sella Battaglia. Cavaliere proveniente da Tortolì e la seconda Puglia, ecco Paolo Espa di San Paolo Espa di San ha portato Serena, non l'ha accettato, non ha conseguito l'obiettivo. Paolo Espa era insieme al cavallo di nome Castagno. Adesso è la volta di partito Giacomo Pisano di San Basilio. Colpita un applauso anche per questo giovane cavaliere Giacomo Pisano insieme alla Forza.
una volta a un cavallo di nome Flash è partito Antonio Stecchina di Arzara. Un applauso comunque per questo cavaliere. Griff. Buona l'andatura. Un grande applauso per la volta adesso di Mario Lodo di nome elegante, partito. Un applauso anche per questo cavaliere che viene da Arzara e ci onora della sua presenza. Monta una cavalla di nome Veronicchi, ecco che viene. Un applauso per il giovane cavaliere. Potete notare che ci sono cavalli Su Gai. è sceso, arriva Pietrangelo Boi con la sua mascotte, colpisce Pietrangelo Boi così di generale essere la media. La volta della pista partito. Io in sé la Golden Griff, ecco che è in pista. Un applauso anche il saluto. Allora e adesso la volta il turno del numero 26 in pista Roberto Lovina, cavaliere di Signor Donicala in sella Morgana. In pista Luca Sanna di Signor Donicala della distretta di risultato. Luca Sanna montava il libro d'oro, Luca Sanna di Signor Donicala. La terza ammazza, ecco Jessica in pista, prende andatura. Composta, veloce e buono stile. Solo due ne hanno presa qualche. Monta una cavallo di nome Venere. Una cavallo di nome Venere. Alessandro Boi. Eccolo in pista. Eccolo che è partito. Silenzio, osserviamo di scena. E la volta adesso Marco Espa, Camillo Curbi. C'è un inserimento, parte Simone Melis. Simone Melis, cavaliere di San Basilio, eccolo che arriva. Terza battaglia colpo di San Basilio. Un attimo, non è stato partire Marco Espa.
Come una macchina fa lascia un numero senza finale a terra. Facciamo un attimo che sia completamente libera la pista, perché Simone Medici ha fatto anche la discesa per consegnare Saluta che ha inflissi onorevolmente. Può partire il banco, ecco che parte Marco Vespa, giovane cavaliere. Marco Vespa. Segata. E in pista non centrato. Stata per le galline rotte. Qui siamo pronti per le prossime discese. Abbiamo ancora 6 discese. C'è il Camillo Corteggio di San Basilio in sella a Borottalco. Un attimo che vengono riforniti di spade, cavalieri. I prossimi a partire abbiamo detto Camillo Cordella Borottalco, Camillo Cordeggio di San Basilio. La prima eliminazione tenuto di fare. Diamo comunque un applauso a tutti i cavalieri della sua presenza. E in sella un cavallo di nome Luna. Poi prima non c'è stato. Applauso a Giorgio Conti di Monserrato. Velocissimo. Via. Preso dai cavalieri, buono livello della manifestazione, bravi i cavalieri. Autori di Sant'Andrea Filch in sella a Tosca, toccata ma non colpita. Allora c'è partito Samuele Magia, figlio di Bengala, insieme a Billy Cocco. Maniconca. Dovrebbe essere una volta dei ultimi cavalieri. Eccolo in pista Simone Moreto di figlio di Bengala. Siamo al quinto bersaglio della giornata. Dicevo che c'è una giuria cavaliere. Aspettiamo Marco Spisso di Siurgus Dorigala, presidente dell'associazione ippica sempre di Siurgus. Targata DD829 HV disturba per l'eventuale passaggio di mezzi di pronto intervento. Dovrebbe essere un open zaffina o un open agile. Allora c'è una prossima discesa. Scende un prossimo cavaliere. Sappiamo che si chiama Marino. Era Marino là.
in pista Pietro Carino. Ottima battuta, la terza della schiacciata. Adesso è la volta della terza di Sueri. Ecco che scende Giunta, prende velocità. L'ultimo cavaliere, vediamo se ci confermano. Ecco la discesa di Ignazio Lecca di San Basilio in sella a Modesta. Un applauso anche per Ignazio. È stato molto fortunato. Adesso, tempo permettendo, aspettiamo anche la possibilità di fare un'altra discesa tutti quanti, però per spezzare un po' vediamo se è possibile con questo tempo fare un po' di cammino. Sicuramente è buono il fatto che sono tutti presenti in ogni senso, e dobbiamo ma sponsor anche dei paesi vicini. E diversi temi della presenza. Allora, i cavalieri si preparano ad un'altra discesa. Volevo approfittare di questo momento per segnalare la presenza dei cavalieri e delle associazioni della zona che sono presenti a queste manifestazioni. Dell'associazione ippica di San Basilio San Giovanni Battista. Abbiamo delle proposte alla quinta manifestazione in tutto l'anno che viene fatta questa manifestazione, attivando i giochi tecnici per il sostenere era una cosa molto tradizionale. Dobbiamo anche ricordare l'associazione di San Basilio che oltre a questa prestigiosa manifestazione organizza un giubileo che è molto seguito da tutta la Sardegna, dal segretario di San Basilio, presente sempre negli italiani alla protezione di Sant'Etergio, alla festa di primavera di Maradona. Signor Carletto, laggiù forse deve spostare l'acqua che non serva, però le chiediamo cortesemente di spostarla. Scusa, non può confiare. No, ti dà calcio per la ovviamente, questa cazzo brutta che tengo. Però, fai se da... Fai se da mia che da cazzo giù.
bianco e nero. Aspetta. Sono Giovanni, cazzo dai no. Aspetta, che Nando! Oh Nando! Partito dietro. Arrivo Pietro! È un giovane cavaliere che si impegna molto e 4 anni fa, ancora giovanissimo, ha vinto la Gincana a Gomos Panarica e ha avuto buone classificazioni anche dentro gara. Tutti capiamo che una discesa è anche una questione a volte di un pizzico di fortuna, però vi saluta per dare l'ordine di partenza a Alessandro Lampis. Dopo Alessandro Lampis c'è Alessandro Cardia, Andrea Loci, Giuseppe Lecca e Alessandro Enrio. Ricordiamo che nella prima discesa sono state prese 5 è partito Alessandro Lampis di Serbi, in sella Ruben. È partito Mario Cardia con la battuta, sembra e a Luci è già partito. Adesso la volta di Giuseppe Lecca di Samba Ziglia, poi segue Dio Alessandro, originale di Sant'Andrea, di Carrari, in sella Gioia, Alessandro Enrio ha preso la discesa precedente. Lecca Giuseppe è pronto alla discesa. Quindi prima discesa, poi la discesa, continuate poi il Rio, partito. Un applauso comunque che
Allora è la volta adesso di Antonio Magia dovrebbe partire, Antonio Magia di San Basilio in sella a Castona. Prendiamo i cavalieri che centrano la stella e partito, Antonio Magia. Adesso la volta della coppia dei cavalieri indossano il costume rosso, ecco il servipista. Alessio Nomi e Sera Montesi. Ricordiamo Alessio Nomi di Razzurta di Lisce partito, ha preso il bersaglio nella prima discesa, bella composta la discesa. Bella la discesa, bella la velocità. E quindi con grazie da parte dell'istituzione. Cerchiamo ancora di vedere Leonardo. Ecco il pista è il minorenne, merita sicuramente un applauso con questa sua prova, bravissimo Leonardo, giovane bravissimo minorenne di San Basilio della Veronica. Vediamo per il pronto alla partenza Paolo Espa di San Basilio in sella a Cascaglia. È partito da velocità Ignacio Carnalo con il culo della Cascaglia. Ho scambiato. Antonio Pechino, Daniela Porro, Manuel Lotto, grande simile manifestazione. Veramente possiamo dire. Una roba, una cellulare. Sicuramente un punto di merito la capacità dell'associazione San Giovanni Battista. È partita Daniela Porro, grande tempo per lei. Per poco, per facciamo un applauso a Daniela che ha quasi chiuso la sera. Monta è partito, monta elegante, bella l'andatura, bella l'andatura, bella l'estilo.
un applauso sicuramente. Sicuramente piacere vedere giovani, appassionati ma soprattutto impegnati. Dai. Con la sua mascotte. La Puglia centrata nella manifestazione. Pietangelo poi, il signor Dominala, in sella a Nebbia. Partito. La cultura discesa veramente bene, ma purtroppo non c'è stato saluti. Bellissima l'andatura. Francesco Turno del Sarrasino montava Giorgio Griff, è pronto a fare la sua discesa in pista. Eccolo. Tu fai il primo, no? Sicuramente danno qualità a questa manifestazione. È sicuramente una ricchezza. Monta una cavalla di nome Marzia, Jessica Lucci. Di nome Venere, aspettiamo di vederlo partire. Eccolo, è partito in pista. Eccolo in pista, è partito. Pronto? No, non lo dicono dopo, adesso non lo dicono. Ma da cane pazienza, cioè che non ti teme devo dire. No. Ma se perché te ne sa basta, già. Vediamo se in pista, partito, prende velocità, recupera adesso col numero 32 Marco Esta, ecco che è partito, giovane cavaliere del San Basilio. Vediamo. Buona lettura stupida tutto alto della parte centrato il bersaglio precedentemente, vediamo ora. Ricordiamo il San Andrea Cruz
che ha preso nella precedente discesa. Partito, Simone Masini, chiudi la Tosca è partito e lui che viene da Sant'Andrea Friuli. Vediamo adesso. È stato sfortunato nella precedente discesa, speriamo questa volta vada un po' meglio. Ricordiamo Marco e il presidente Ilio che hanno da qualche anno avviato una buona collaborazione. Aspettiamo l'ordine. Infatti che è ambientata cristiana. Mauro Stivo che ha saltato il turno precedente. Partito Mauro Stivo, che è l'ultimo cavaliere che... Online, cavaliere che si è aggiunto alla zona, non è Ignazio Lecca questo che arriva. Marco Lecca. Scende adesso Giorgia e Virgilio, i suoi, Marcella a Margot e conquista Giorgia, partita, viene dalla città. Ma che fa? Giorgia. Ce la fai vecchia? Ah? Tornate qua. Cesa, Ignazio Lecca di San Basile. C'è la Boletta. Intanto che non ci dovrebbero essere altri cavalieri, arriva un cavaliere Pierpaolo Schifo, hanno accettato il bersaglio, hanno accettato cavalieri che discendono, ricordiamo l'hanno centrato il bersaglio, dovrebbe esserci il disceso delle famiglie, centrato il bersaglio, abbiamo rafforzato Saruglia,
quella di signor B, ha cercato per fare la seconda discesa. Emilio Alessandro di Barrali ha centrato il bersaglio alla prima discesa. Filiberto Isola di San Basilio a Citorre di San Basilio ha centrato il bersaglio alla seconda discesa. Matteo Marchioni di Tortolì alla prima discesa ha centrato il bersaglio. Pierangelo Boi di Silvio Donigala ha centrato il bersaglio alla seconda discesa. Ha centrato ancora il bersaglio Riccardo Cappai e Simone Moleggio di Silvio Donigala. Quindi abbiamo complessivamente 9 bersagli centrati alle due discese. Centrato il bersaglio, fissato la barriera nelle due discese. Adesso dovrebbe essere in programma una pariglia. Ascoltiamo un po' di musica nel frattempo che i cavalieri fanno la discesa. Ciuleca, Pietro Arma, Giorgia Di Virginia, e qui siamo colpiti, una carrera, la discesa carrera, questa onore di correre a cavallo, un'altra carrera, e per essere Mauricini, quello di San Basilio. Sono partiti, anche questa è una carriera. Hello! Roberto Lorina e Camillo Condeto non si incontrano ancora, ci fate trovare. Non parteggiano le state delle bambine.
avanti, due giovanissimi, sicuramente non il buon tempo poco, dobbiamo dire che anche questa quinta edizione della corsa alla stella è stata sicuramente un grande successo per l'associazione. Un'altra parina, sono Ignazio e Pietro, Riccardo Cappai, una pariglia bellissima, l'equilibrio perfetto, grande spettacolo stasera a San Basile. Sicuramente il risultato, tante sappiamo che ci sono tante ore di fatica, di lavoro, di preparazione. Aspettiamo il trio di Siurgus, Luca Sanna, vanno alla partenza. Approfittiamo perché la stazione dei carabinieri che ci hanno assistito in questa manifestazione, all'associazione La Fenice dimanda se è presente un'ambulanza in meglio per essere seguita per la ringraziamo. Così come ringraziamo ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno contribuito per questa manifestazione, una manifestazione, un ringraziamento al comune che ha voluto e sostenuto questa manifestazione con cui patrocinato. Un applauso ai cavalieri che stanno passando, abbiamo dato veramente un grande spettacolo. Paolo sa che al di là del risultato va sempre premiato l'impegno, il coraggio, la tenacia soprattutto di prestarsi e di offrire questo spettacolo. Ci sono, ripeto, giorni e ore, settimane e mesi di preparazione del cavallo e del cavaliere per mezzo minuto di discesa e non sempre la fortuna di assistere. Aspettiamo adesso, probabilmente i cavalieri, è meglio che i cavalieri scendano alla partenza, probabilmente visto che c'è ancora un po' di luce, credo che ci vogliano offrire il coinvolgimento dei cavalieri che ricordiamo sono arrivati da Arzana, Tortorì, San Giovanni su Ergiu, Monserrato, Pimentel, Senorbì, Sant'Andrea Frios. Allora ecco, il Presidente ci comunica ancora qualche altra discesa. Guizzella due piedi, bravissimi, cavalli ben portati, buona. Ecco un'altra discesa, vediamo se la farina, un'altra discesa.
due di Tortoria insieme a uno di San Basilio, una discepola questo è Angelo nella quinta edizione di San Basilio. Discese di Paniglie, 4 cavalieri, 3 cavalli, qualche difficoltà nella riuscita. Cavalli, 3 cavalieri, Pietro Ignazio Giorgio in piedi, Pietro bravissimo. Notevole, cavalissimi, stanno riprendendo la tutta paura con prestissimo. Ci riprendono, sono in piedi, cavalli portati, bravi, bella acrobatia, il cavaliere di Monferrato, la corsa, come di Minorino portato. Chiediamo al presidente dell'associazione aspettiamo che la donna nella pista ci sono ancora cavalieri che vengono guidare i cavalieri, ancora una carina. Oh, ragazzo, ma date che si guarda, ma dai! No, dai!
Allora la giuria ha deciso e stiamo procedendo alle premiazioni. Sono stati fissate 9 puntate per 9 volte, è stato centrato il bersaglio e verranno premiati anche i parigliati. Allora, per quanto riguarda la corsa a Saluga, la giuria, valutando la giuria, allora sentiamo la giuria. Il primo premio per la corsa va a Alessandro. Allora va ad Alessandro il Riu di Barrali, che sappiamo tutti che è originario di Sant'Andrea Frius. I prossimi saranno Sana Federica, cavalla di nome Pamela. Buona l'andatura. Un applauso per Federico. E la volta adesso di Michel a cavallo di nome Moscar. Partito, prende andatura. Un applauso per questo giovane cavaliere. Giovane cavaliere Espa, che è partito, eccolo in pista, buona l'andatura. Golden Griff è partito Giovanni Porru, buona l'andatura composta, vediamo il risultato, bravo la centrata, ma non ha preso Saluga. E adesso la volta di Antonio in sella Castora, vediamo, ha saltato il suo turno precedentemente, ecco che prende l'andatura. La volta di occhi se la Castora, l'andatura. La volta adesso di Marco D'Angelo, giovane cavaliere. E adesso la volta di Alessio Bonni, finto, prende velocità, stiamo a vedere. Si prepara a scendere Matteo Marconi di Tortolì in sella Chioni di Tortolì in sella Battaglia. Cavaliere proveniente da Tortolì e la seconda Puglia, ecco Paolo Espa in Salvadino. Paolo Espa in Salvadino ha portato Serena, non l'ha accettato, non ha conseguito l'obiettivo. Paolo Espa era insieme alla cavallo della Cascante. Adesso è la volta di partito Giacomo Pisano di San Basilio. Colpita un applauso anche per questo giovane cavaliere Giacomo Pisano in sella al Pozzo. Una volta ha un cavallo di nome Flash
È partito Antonio Stecchina di Arzara. Un applauso comunque per questo cavaliere. Colpita e segata da te. Griff. Buona l'andatura. Un grande applauso per la volta adesso di Mario Lodo, di nome elegante, partito. Un applauso anche per questo cavaliere che viene da Arzara e ci onora della sua presenza. Monta una cavalla di nome Veronique, ecco che viene. Un applauso per il giovane cavaliere. Potete notare che ci sono cavalli Szukaj. è sceso in riva Pietrangelo Boi con la sua mascotte colpisce Pietrangelo Boi decide di andare a fare la media. La volta della pista partito io in sé la Golden Drift, ecco che è in pista. Un applauso anche in questo momento. Allora e adesso la volta il turno del numero 26 in pista Roberto Lovina, cavaliere di Silvio Donicala in sella Morgana.
Ah, non lo so. Sta arrivando Pietro Alba di San Basilio. Ecco, è partito in questo momento Alessandro Lampes di Senorbì, Stella Ruben. Buona natura, colpita la gallina ma non l'ha piazzata, bella discesa. È pronto, buona l'andatura, vediamo. Niente da fare anche per mano, buona l'andatura, bella la discesa. A partire sono Andrea Allocci, Lecca Giuseppe, Enrico Alessandro e Matteo Cappari. Andrea Allocci, cavaliere di San Giovanni su Ergiu, vediamo partito con lo stocco, monta un cavallo di nome Marzia, bella veloce l'andatura, la volta di Giuseppe Lecca che è il numero 5, buona l'andatura. Ottima l'andatura, Alessandro originale. Taggata DD829 HV disturba per l'eventuale passaggio di mezzi di pronto intervento. Dovrebbe essere un open zaffina, un open agile. Allora c'è una prossima discesa. Scende un prossimo cavaliere, sappiamo che si chiama Marino. Era Marino. In pista Pietro Carino. Ottima natura, la terza
sparano. Adesso è la volta della terza di Suede. Ecco che scende Giunta, prende velocità. L'ultimo cavaliere, vediamo se ci confermano. Ecco la discesa di Ignazio Lecca di San Basilio in sella a Modesta. Un applauso anche per Ignazio. È stato molto fortunato. Adesso, tempo permettendo, aspettiamo anche la possibilità di fare un'altra discesa tutti quanti, però per spezzare un po' vediamo se è possibile con questo tempo fare un po' di cammino. Sicuramente è buono rispetto che sono tutti presenti in manifesto e dobbiamo ma sponsor anche dei paesi vicini come e diversi centri della presenza. Allora i cavalieri si preparano ad un'altra discesa. Volevo approfittare di questo momento per segnalare la presenza dei cavalieri e delle associazioni della zona che sono presenti a queste manifestazioni, dell'associazione ippica di San Basilio e San Giovanni Battista. Dobbiamo dire che questa è la quinta manifestazione in tutto l'anno che viene fatta questa manifestazione, destinandosi ai giochi e questi per lui questa era una cosa molto tradizionale. Vogliamo anche ricordare l'associazione di San Basilio che oltre a questa prestigiosa manifestazione organizza un giubileo che è molto seguito da tutta la Sardegna, l'associazione di San Basilio è sempre dedicata alla protezione di Santo Sergio, alla festa di primavera di Miragone. Signor Carletto, laggiù forse deve spostare l'acqua che non serve, però le chiediamo cortesemente di spostarla. Sai, non può confiare. No, ti da fare. In pista Luca Sanna di Sione Monfondana della discesa per il campionato di Ducati. Luca Sanna montava Olivia d'Oro
il Casano da Silvio Criminale. La terza ammazza, ecco Jessica in pista, prende andatura. Composta, veloce, Dopo non ha fatto e buono stile. solo due ne hanno presa qualche. Monta una cavallo di nome Venere. Una cavallo di nome Venere. Alessandro Boi. Eccolo in pista. Eccolo che è partito. Silenzio, osserviamo la discesa. E la volta adesso Marco Espa, Camillo Cordelli. C'è un inserimento, parte Simone Melis. Simone Melis, cavaliere di San Basilio, eccolo che arriva. Terza avversaria col di San Basilio. Un attimo, non è stato partire Marco Espa. Un attimo che sia completamente libera la pista, perché Simone Melis ha fatto anche la discesa per il consegnare Sarugia che ha inflissi onorevolmente. Può partire Marco, ecco che parte Marco Espa, giovane cavaliere. Marco Vespa. Che cavolo? In pista non centrata. Pata, le galline rotte. Qui siamo pronti per le prossime discese. Abbiamo ancora 6 discese. C'è Camillo Cordelli di San Basilio in sella a Borottalco. Un attimo che vengono riforniti di spade, cavalieri. I prossimi a partire abbiamo detto Camillo Cordelli a Borottalco, Camillo Cordelli di San Basilio. Una prima nominazione molto difficile. Chiediamo comunque un applauso a tutti i cavalieri della sua presenza. E in sella un cavallo di nome Luna. Colpita ma non centrata. Applauso a Giorgio Corti di Monserrato. Velocissimo, via. Preso dai cavalieri. Buono il livello della manifestazione, bravi i cavalieri. Autori di Sant'Andrea Filch in sella a Tosca. Toccata da molto tutti. Allora c'è partito Samuele Magia, figlio di Bengala, insieme a Piricocco. Quale gonca? Dovrebbe essere una volta degli ultimi cavalieri. Eccolo in pista Simone Moretti del figlio di Bengala.
Dicevo che c'è una giuria cavaliere, aspettiamo Marco Spisso di Circus Donigala, presidente dell'associazione ippica sempre di Circus. Ovviamente, questa cazzo per prendere che tengo? Fai se da... Fai da bianchero. Bianchero, vai. Aspetta. Ciao Giovanni, ma non cazzo dai no. Aspetta, che Nando! Oh Nando! Partito a Pietro. Aio Pietro! È un giovane cavaliere che si impegna molto e 4 anni fa, ancora giovanissimo, ha vinto la Gincana a Gonostronarida e ha avuto buone classificazioni anche dentro gara. Tutti capiamo che una discesa è anche una questione a volte di un pizzico di fortuna, però vi saluta per dare l'ordine di partenza a Alessandro Lampis. Dopo Alessandro Lampis c'è Alessandro Cardia, Andrea Allocci, Giuseppe Lecca e Alessandro Enrio. Ricordiamo che nella prima discesa sono state prese 5 è partito Alessandro Lampis di Serbi in sella Ruben. È partito Manuel Cardia con una battuta, sembra e Allocci è già partito. Adesso la volta di Giuseppe Lecca di San Basilio, poi segue Dio Alessandro, originale di Sant'Andrea, Vito Carrari, in sella Gioia, Alessandro Enrio ha preso la sella alla discesa precedente. Lecca Giuseppe è pronto alla discesa. Di San Basilio, prima discesa, bella discesa, continuate da poi Rio, partito. Un applauso comunque che
Allora è la volta adesso di Antonio Magia dovrebbe partire, Antonio Magia di San Basilio in sella a Castola. Prendiamo i cavalieri che c'entrano la stella e partito, Antonio